Cari amici, ben ritrovati nella nostra rubrica Albino Luciani, la forza della semplicità. Siamo a Roma, visiteremo oggi la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I che custodisce l'archivio personale di Giovanni Paolo I. Incontreremo Stefania Falasca, la vicepresidente di questa fondazione. Siamo qui con Stefania Falasca, giornalista, biografa di Giovanni Paolo I, vice postulatrice della sua causa e anche vice direttrice della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. Vogliamo chiedere cosa significa avere questa fondazione qui a Roma, in Vaticano, che significato ha per la storia e la vita di Giovanni Paolo I? Ma ha un'importanza, direi, in questo momento anche dirimente rispetto a un approccio sulla storia, la vita e il pensiero di Luciani. Questa fondazione è stata istituita da Papa Francesco il 17 febbraio del 2020, in piena pandemia, con rescritto, e assegnando la presidenza al segretario di Stato Pietro Parolin, che è appunto anche di origini venete. La fondazione ha come scopo la tutela del patrimonio delle carte di Luciani e l'approfondimento del suo pensiero e della sua figura, quindi di incrementare la ricerca, gli studi e di dare diffusione di quello che è il lascito lucianeo riguardo la sua visione ecclesiale, quindi teologica, partendo dal patrimonio appunto dei suoi scritti. Partiamo allora dall'attualità e ripercorriamo anche un po' la vita, la storia di Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Che cosa accadrà il 4 settembre del 2022? Giungiamo finalmente a vedere Albino Luciani, Giovanni Paolo I agli onori degli altari. È la conclusione felice di una causa che è iniziata nel 2003, ha avuto una fase diocesana e poi una fase romana di studio e di giudizio, e che ha impegnato proprio per questo circa 10 anni. Luciani sono state riconosciute le virtù nel 2017. Dopo la chiusura delle virtù è stato istituito un processo sul Super Miros, quindi su un presunto miracolo, che ha trovato conclusione lo scorso anno. Quindi dopo l'approvazione del miracolo si è aperta la strada per la beatificazione. I tempi di questa causa sono tempi canonici. Si sono seguite tutte le tappe e tutti i tempi necessari perché questo possa essere realizzato. Non sono state chieste per Luciani delle abbreviazioni di speciali, insomma, e quindi ha seguito l'iter che doveva essere seguito. Io dico che questo è un tempo che è stato benedetto. Sono entrata alla causa nel 2007, collaborando appunto con il relatore alla quale era stata assegnata dopo che si era conclusa la fase diocesana. Sappiamo che nelle cause ci sono due tempi. I due tempi sono una fase diocesana dove viene raccolto tutta la documentazione inerente al candidato, sia con un tribunale che ne raccoglie le deposizioni, gli interrogatori, che con una commissione storica che ne raccoglie la documentazione, gli scritti. Ecco, questo viene poi portato a Roma, si dà la validità degli atti e si inizia un'altra fase, che è quella proprio di complessa, che è quella di valutare tutta questa documentazione, di colmare le lacune esistenti e dopodiché di studiare e dare fattiva redazione a quella che si chiama la posizio, che in sostanza, detto molto elementarmente, è il dossier che verrà poi presentato in sede di giudizio finale che dovrà essere votato dai cardinali, dai teologi e infine approvato dal Papa.
quindi è un iter molto complesso e Luciani ha passato tutte queste fasi e queste tappe. Chiaramente noi abbiamo lavorato alacremente perché tutta questa documentazione venisse alla luce e recepita per un lavoro con il metodo storico-critico che ci facesse vedere l'ampiezza lo spessore, la caratura di una vita che si è dispiegata in circostanze storiche importanti come quella del Concilio, partendo da Vittorio Veneto, come era e come si è comportato come pastore, il suo magistero episcopale. Quindi noi abbiamo compiuto un'opera di acquisizione delle carte enorme che abbraccia 70 più o meno enti, privilegiando le sedi dove lui è stato, ma anche enti privati per quello che riguarda le fonti. Ecco, quindi è una ricerca omniplena, si dice appunto, perché riguarda tutto quello che può essere considerato per quello che riguarda la possibilità di parlare con dovizia di quello che è stata la vita e l'opera di Luciani. È un lavoro che grazie all'apertura della causa di canonizzazione si è potuto realizzare per Luciani. Noi sappiamo che rispetto ad altri pontefici Luciani non ha avuto grandi enti che si fossero occupati della sua memoria e quindi di una tutela della sua memoria e di una ricerca altrettanto sul suo pensiero e la sua opera. Quindi la causa è stato il motore di questo. E voi, si sa che per parlare davvero di Luciani occorrono le carte. Senza le carte non si può parlare davvero di Luciani. E la causa ha dato questa possibilità. Ora noi ci troviamo proprio nel Sancta Sanctorum, diciamo così, di quello che sono le carte di una vita di Luciani. Ci troviamo nella sede della Fondazione Vaticana che è stata istituita proprio per questo scopo e qui alle mie spalle si trova l'archivio privato di Luciani. Che cos'era questo archivio privato? Era il suo bagaglio personale imponente, delle carte che hanno viaggiato con lui nelle diverse sedi dove lui è stato, quindi accumulate nei 46 anni che si è trovato a Belluno, ampliato negli 11 anni di episcopato a Vittorio Veneto, ulteriormente ingigantito negli anni di Venezia e che puntualmente ha voluto fosse portato da Venezia a Roma nel periodo della sua elezione al Soglio di Pietro. Che cos'era? Ho detto è un bagaglio, sì, un bagaglio personale, l'unico che Luciani si portava sempre dietro. Le sue carte e i suoi libri, perché erano l'officina di lavoro. Questo è un archivio che va dagli anni 1929, la prima è datata questo, fino al 27 settembre 1978. Stiamo parlando anche quindi dell'agenda personale usata durante il pontificato e del block notice personale usato durante il pontificato. E perché voleva con sé queste carte? Perché tutto il suo magistero era un lavoro continuo da parte di Luciani che continuamente esigeva anche aggiornamento. Luciani ha passato la stagione episcopale nelle 4 sessioni del Concilio Vaticano II. Il suo magistero si forma in quel periodo e ne assume i caratteri connotativi proprio dal Concilio Vaticano II. Vittorio Veneto ha un'importanza in questo perché è stato il suo primo luogo in cui si è manifestato come pastore e alla luce proprio del Concilio. In un certo senso ha anticipato
lo stesso il concilio nella sua diocesi natale, e attraverso un bagaglio di una cultura che lo vede andare molto al di là anche di quelle che sono le consuete, diciamo, formazioni ecclesiastiche. Luciani, da quello che abbiamo visto nelle carte, da quello che abbiamo potuto comprendere entrando nel suo percorso formativo, vediamo che è un enfant prodige, e questo alla lettera. Era dotato di una intelligenza particolare, proprio di natura, pertanto aveva iniziato a leggere e a scrivere autodidatta da piccolissimo, già leggeva autori, conosceva l'inglese, il francese e il tedesco in gioventù, leggeva il russo, quindi con una formazione teologica solida, perché questo è stato riconosciuto da Paolo VI stesso, ma al di là di certi confini che potevano essere appunto di una formazione ecclesiastica, aveva una preparazione a tutto tondo su quello che era la letteratura. Di questo ne aveva un bagaglio sedimentato nel corso del tempo, e anche di cui si nutriva per poter poi rendere i suoi discorsi, i suoi interventi, ma le sue stesse omelie infarcite di queste citazioni e riferimenti. E devo dire che analizzando anche tutto il periodo di Vittorio Veneto troviamo una capacità di scrittura che lo fa brillare rispetto anche a quello che era l'episcopato italiano del periodo. La solidità teologica la dà anche il fatto che dei suoi studi teologici lo dà anche il fatto che già giovanissimo Luciani fu scelto anzi come conditio sine qua non da parte del rettore, di averlo come vice rettore di un seminario alla età di 27 anni, che è cosa inusuale in un seminario post-tridentino. Di solito poi i vice rettori sono deputati alla disciplina, e avere così alta considerazione di un giovane brillante certamente, ma con delle qualità e delle doti fuori dal comune, perché appunto a quella responsabilità non si dà a quell'età. E questo fa capire che peraltro insegnò fino a quando è diventato vescovo di Vittorio Veneto, quindi dal 1937 al 1958 ha insegnato teologia dogmatica. E quindi qui tra le carte abbiamo tutte le lezioni anche che lui ha fatto, abbiamo le prime omelie, abbiamo anche corsi che lui ha tenuto di storia dell'arte, di autori. Bisogna considerare che questo misto di sacro e profano nel suo scrivere, nel suo parlare, nel suo argomentare, per poter essere così vicino e prossimo, secondo quelli che erano i canoni del Concilio Vaticano II, lui li aveva già da prima. Vi dico solo che quando era nel 1943 ai suoi studenti in seminario parlava di Willa Cather, che è un'autrice americana, di cui in Italia non si conosceva, anche perché non c'erano traduzioni del suo romanzo On the Rock, che lui raccontava ai suoi seminaristi nel 1943. Per dirvi quanto guardava oltre e lontano, in quell'oltre e lontano che certamente lo assimila a chi poi sarà il suo principale sostenitore per l'episcopato, e cioè Giovanni XXIII. Lui conobbe Giovanni XXIII nel 1956 e lo aveva già adocchiato. Quando lo incontra a Roma, in Vaticano, al momento dell'elezione, abbiamo qui il racconto scritto da Luciani, una delle pochissime pagine diaristiche che abbiamo tra tutta la sua documentazione,
perché Luciani non era come come Giovanni XXIII, che aveva scritto diari dell'anima, eccetera. Ecco, le carte di Luciani non sono questo genere di carte afferenti alla sfera intima, diciamo. Ma quello se l'è appuntato doviziosamente nel suo quaderno, e è significativo per quello che sto dicendo, perché l'unica raccomandazione che gli fa Giovanni XXIII è quella di parlare semplice. Sembra quasi una traditio lampadis, una consegna fatta a Luciani che quando parliamo di umiltà capiamo, a fronte di una figura di così alto livello intellettuale e intellettivo, ma anche di conoscenza piena che spazia dalla teologia alla storia, alla letteratura, cosa significa poi assumere l'umiltà, come diceva appunto Bonaventura, mi pare, al vertice di tutte le virtù, di conoscenza. Ecco, cosa significa anche per lui essere così umile, anche a fronte di un bagaglio non indifferente di conoscenze, e di tradurlo affinché il messaggio cristiano potesse essere raggiungibile a tutti. Il processo di beatificazione ha fatto emergere molti aspetti della sua storia che potevano andare perdute o comunque restare un po' nell'anonimato, negli archivi, e conservate senza essere, diciamo così, messe a disposizione di tutti. Cosa possiamo dire dei primi anni della vita di Luciani? Quanto ha influito il suo essere, nasce da una famiglia semplice, in un territorio anche abbastanza difficile come quello bellunese, in prossimità anche della Prima Guerra Mondiale, la fatica anche un po' della famiglia dei suoi primi anni. Ecco, cosa di questa sua infanzia e della sua giovinezza ha, diciamo così, influito nella sua storia, nel suo carattere, nel suo modo di vedere e di pensare? Innanzitutto bisogna dire che la pieve da cui viene Giovanni Paolo I è una pieve di confine, ma non per questo marginale, proprio in quanto di confine è foriera di arricchimento culturale. Troviamo incisive personalità, sia da un punto di vista laico che da un punto di vista ecclesiale. È stata una pieve benedetta da parroci illuminati. Il primo, sappiamo come nel Veneto è importante il cooperativismo, nasce a Canale d'Agordo, la prima cooperativa del latte, fatta e voluta da un'attenzione al sociale straordinaria da parte di un parroco, Antonio della Lucia, e andava lì anche Cerruti, che era appunto il fondatore dei movimenti del cooperativismo cattolico in Veneto. E lo stesso Filippo Carli, insomma, parroci che intendevano la loro missione all'interno di un tessuto sociale del quale non erano estranei, al quale non erano estranei. E quindi Luciani si forma in un milieu culturale importantissimo da questo punto di vista. Appunto, dicevo, foriero di arricchimenti. Pensiamo solamente che la pieve di Canale d'Agordo, la parrocchia di San Giovanni Battista, è stata una delle pievi che ha una biblioteca che risale al 1300. Una biblioteca che comprende anche testi importanti come appunto di Aldo Manuzio, le Aldine, di autori anche, sappiamo, che furono censurati. Quindi che vuol dire? Che anche i parroci che si sono susseguiti, i pievani che si erano nei secoli, erano di grande livello culturale perché venivano da Venezia. E di fatto è forse un caso unico al mondo che la parrocchia di Canale d'Agordo ha dato ben 3 padri conciliari. Uno è Luciani, sappiamo, da giovane vescovo di Vittorio Veneto, l'altro è un missionario dei
generale dei Somaschi, l'altro un vescovo di Porto Velho in Brasile. 3 padri conciliari. Abbiamo quindi personalità illustri, importanti, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista sociale. Quindi questo fa vedere, insomma, quanto la caratura debba essere del suo magistero, debba essere considerata alla luce di questo tipo di formazione e di quello che poi lui ha acquisito come prerogative con il Concilio Vaticano II. Sono le strade maestre, quelle di una rinnovata missionarietà, di un nuovo linguaggio, dell'essere vicino al mondo e agli uomini, e quelle di un dialogo interreligioso e quindi un dialogo a tutto tondo, insomma, con la contemporaneità e la ricerca della pace. E sono queste le strade maestre che fanno anche il suo pontificato con quello che abbiamo visto nei suoi gesti importanti. Sono le strade che aveva percorso già da vescovo di Vittorio Veneto, ma ancor prima, quando era a Belluno. A queste anche la povertà nella Chiesa e la collegialità. Sono argomenti che lui esplicita direttamente nel Magistero Pontificio, ma che hanno trovato, ecco, la sua origine, sappiamo ad esempio per la povertà che a fronte di quella formazione che accennava a livello sociale, mutuata da un approccio imparato dagli stessi suoi primi maestri, i suoi parroci, il suo parroco e queste figure ecclesiali importanti, costituiva proprio la fibra del suo essere sacerdote. Ecco, nel 17 ottobre del 12 nasceva Albino Luciani. Per 46 anni ha vissuto da giovane, da seminarista, da prete nella diocesi di Belluno, ricoprendo anche di vari incarichi, prima in seminario come insegnante e vicerettore, ma poi anche come giovane vicario generale della diocesi. Sappiamo che Giovanni XXIII lo ha conosciuto mentre era patriarca di Venezia e ha già individuato in lui delle caratteristiche che lo hanno poi convinto a ordinarlo vescovo. Il 27 dicembre del 1958 venne ordinato proprio qui a Roma, nella Basilica Vaticana, viene ordinato vescovo e inviato alla diocesi di Vittorio Veneto. Arriva in un momento importante nella diocesi, siamo già alla vigilia del concilio, e la sua freschezza e la sua voglia, ecco, anche di essere pastore hanno dato un'impronta alla sua missione, al suo episcopato. Quali potrebbero essere appunto le caratteristiche, se vogliamo, di questa sua missionarietà, di questo suo impegno? E sicuramente l'aspetto del concilio avrà influito moltissimo nel suo magistero. Che cosa è cambiato anche grazie al concilio nel suo modo di essere vescovo e quali fatiche ha anche affrontato nella nostra diocesi? Nel corso del suo pur breve pontificato si sono manifestate le priorità che erano in cantiere come pontefice e che hanno fatto veramente progredire la Chiesa lungo quelle strade maestre indicate dal Concilio. Luciani è stato vescovo nel periodo del Concilio, dove ha frequentato tutte e 4 le sessioni, e quello che ha fatto proprio come vescovo sono state le priorità. E la prima è la risalita alle sorgenti del Vangelo, la seconda è una rinnovata missionarietà, la terza è la collegialità episcopale
e poi il servizio nella povertà ecclesiale ed anche il dialogo con la contemporaneità, la ricerca anche con le chiese sorelle di un'unità e quindi anche il dialogo interreligioso e la ricerca della pace. Questi sono i fili che si manifestano nel pontificato. A Vittorio Veneto troviamo già iniziate questo che poi si manifesta, perché vediamo con la missionarietà intanto che cosa significa la missionarietà per Luciani. Lo vediamo a Vittorio Veneto, manda i suoi missionari in Africa, in Brasile. Concepire la Chiesa a livello universale non significa considerare la Chiesa particolare staccata dalla Chiesa universale o viceversa. La Chiesa è la Chiesa. Non c'è niente di lontano, è tutto vicino. Quindi Luciani concepisce la responsabilità nei confronti delle chiese, della Chiesa di missionari che possono essere in terra d'Africa o in Italia alla stessa maniera. E quindi sensibilizza i fedeli a farsi partecipe del destino delle comunità che possono essere in paesi di sviluppo e di farsi partecipe delle esigenze dei fratelli. Guardate, io penso a guardare queste sue considerazioni di un'attualità estrema. È veramente una Fratelli Tutti nel pensiero di Luciani anche il guardare a queste realtà. Da che cosa scaturisce questo? Scaturisce da una formazione personale molto forte a livello sociale, ma anche su quello che è la dottrina sociale della Chiesa, una conoscenza precisa di quelli che sono i documenti conciliari. Primo fra tutti quello che è sulla natura della Chiesa, della Lumen Gentium, ma anche la Gaudium et Spes, e poi i documenti papali, primo fra tutti, l'Evangelii Nuntiandi e la Populorum Progressio, che sono attualmente di un'attualità incredibile. Luciani li fa propri e lo dice chiaramente. Quando mi spiego, al concilio io c'ero e ho firmato nel 62 il messaggio dei padri al mondo, ho firmato anche la Gaudium et Spes e lo dice nell'udienza generale del 20 di settembre a Roma. Quando Paolo VI l'ha fatta uscire, io mi sono commosso, mi sono entusiasmato, ho scritto e anche oggi davvero persuaso che non si farà mai abbastanza dalla gerarchia, dal magistero per insistere e per raccomandare il dialogo costruttivo sui problemi della libertà, della promozione dello sviluppo, del progresso sociale, della giustizia e della pace. Ora questo l'aveva fatto esattamente a Vittorio Veneto. La prima cosa di cui si investe è di fare la riforma liturgica, ma la riforma liturgica, di farla passare, ne declina sempre la spiegazione, di far conoscere esattamente i documenti conciliari. E Luciani aveva questa capacità. La prima cosa che fa è declinare perché venga compreso quello che si è visto e si è compiuto nel concilio. Quindi l'azione a Vittorio Veneto è essenzialmente anche questa di didattica, di spiegare quello che è stato firmato da lui e dagli altri padri sulla Chiesa. Ed è significativo, vediamo anche nel Magistero, tra le occorrenze, cioè tra le citazioni che seguono i documenti conciliari, in prima istanza troviamo la Lumen Gentium. La Lumen Gentium è la Costituzione apostolica sulla natura della Chiesa, la sua natura missionaria apostolica. Ecco. Quindi declinare questo anche nel suo magistero affinché i fedeli si formino una coscienza ecclesiale, e questo è stato il suo intento. Ora,
Ha applicato la collegialità? Sì, l'ha applicata. Noi vediamo anche attraverso i bollettini i frequenti incontri fatti sempre con i suoi vescovi limitrofi. Vediamo un sistematico incontro con Muccin, con Bortignon, con Urbani, col patriarca di Venezia, ma proprio di quel clima di respirare insieme un confronto, oltre che certo che c'era un'amicizia pregressa, ma che va proprio ai fini di una comprensione ecclesiale che possa essere sempre più aderente al mondo, alle esigenze dei fedeli. Vediamo questa povertà ecclesiale come la declina. Ecco, prima su questo vediamo una formazione pregressa di Luciani, per la quale la povertà è veramente un habitus che ha ereditato non perché fosse sociologicamente appartenente ad una famiglia povera, ma in quanto povertà che si assimila dentro una concezione sacerdotale di spoliazione di sé, e dove troviamo anche in questo l'umiltà come massima espressione, diceva Sant'Agostino, della conoscenza e del concepirsi nel mondo, perché l'umiltà è peraltro per Luciani l'unica virtù che è stata portata da Cristo, le altre sono tutte virtù che ereditiamo dal mondo classico. Nel 1970 Albino Luciani lascia con grande sofferenza e dolore per la diocesi di Vittorio Veneto questa sede e inizia una nuova esperienza a Venezia come patriarca. Proprio Paolo VI vuole Albino Luciani in questa sede. Come possiamo descrivere questi 8 anni di Venezia, se si può fare così un bilancio di un'esperienza comunque complessa e profonda? Che elementi emergono del suo essere pastore di una città, di un momento anche di svolta, anche sociale, ma che di fatto probabilmente creano anche i presupposti per poi essere individuato come un successore di Paolo VI. Ma io parto sempre da una frase che lui aveva appuntato nell'agenda e che poi abbiamo messo anche, voluto mettere anche nel nostro sito, nel sito della Fondazione, che riassume per me anche gli anni veneziani, cioè quelli immediatamente precedenti la sua elezione al Soglio di Pietro. E scriveva in calce: cosa significa essere ministri nella Chiesa? Servi, non padroni della verità. Si è abbassato quindi al vertice dell'autorità come servus servorum Dei. E questo è importantissimo, perché è come un discendere al vertice dell'autorità, non un salire. Di questo servizio ha riempito e colmato il Magistero di Venezia. Un periodo complesso da lui attraversato, con fermenti sociali e fermenti anche in ambito ecclesiale dovute all'applicazione del post-concilio, e anche un periodo politico molto problematico. Ma Luciani è sempre andato in questa direzione, e quello che ha compiuto a Venezia è stato spesso giudicato secondo categorie che non sono ecclesiali, ma politiche.
e si è creato purtroppo a Venezia anche quell'immagine fuorviante di una persona che è stata sminuita con dei giudizi che non appartengono ad una visione di Chiesa, ma ad una visione, diciamo così, più politica. Già a quei tempi c'era la divisione destra e sinistra che non faceva giustizia di quello che era Luciani, perché ricordo un commento che disse su un'accusa di essere fascista, dice: non sono mai stato un fascista. Oppure su certe situazioni inerenti alla presa di posizione all'aborto o al divorzio. Come cardinale doveva essere fedele al Papa, vorrei vedere. Eppure è stato criticato anche di questo, di una sua fedeltà al Papa, come se un cardinale potesse non essere fedele al successore di Pietro. Cioè, qual è la visione della Chiesa in questi giudizi che sono sommari e che non rendono la caratura del personaggio, che poi abbiamo visto da Papa che cosa significa, che si è manifestata, diciamo, alla Chiesa universale e che ha determinato anche la scelta unanime del collegio cardinalizio. Allora, Luciani è stato eletto con una unanimità quasi d'acclamazione. Questo vuol dire che la conoscenza di Luciani era comunque nota, e era nota per incarnare quelle priorità che accennavo prima, perché in un conclave si definisce la figura, che in ogni caso si definisce la cornice di quello che si vuole, e Luciani incarnava esattamente le aspettative di un primo conclave, che era il primo conclave dopo il Concilio Vaticano II. I suoi vogliamo sono la coralità della Chiesa universale, tant'è che ha aperto il conclave dopo il suo Urbi et Torbi, cioè ha tenuto i cardinali e anche i cardinali anziani nella chiusura del conclave fino al momento in cui ha pronunciato l'Orbi et Torbi, che rispecchia proprio quello che voleva la Chiesa in quel periodo, in quel momento storico, che era il primo appunto conclave dopo il Concilio Vaticano II. Che cosa aveva scelto questo conclave? Aveva scelto il pastore, quindi il Papa pastore, ma non c'era bisogno di chissà quali accordi. La scelta è stata naturale, perché Luciani non doveva essere il pastore, lo era già, con quelle prerogative che abbiamo detto. E quindi che tipo di pastore era? Era il pastore nutrito di umana e serena saggezza, di forti virtù evangeliche, che precede il gregge nell'esempio. Questo era Luciani, e se vogliamo queste sono anche le sue prerogative spirituali. E soprattutto non aveva separazione tra vita personale e vita pastorale, tra vita spirituale e anche esercizio di governo. Era un'assoluta coincidenza tra quanto lui insegnava e quanto viveva. E poi era un esperto di umanità. Ecco, umanità e di ferite del mondo, quelle che appunto lui aveva visto nelle situazioni dei derelitti che vivono fuori dall'opulenza, nei viaggi che ha fatto in Africa e in Brasile, ma anche un sacerdote di vasta conoscenza, come dicevo prima, e sapienza di grande bagaglio culturale, che sapeva coniugare, a mio avviso, infelice e geniale sintesi, nova et vetera. Ecco, quindi se il concilio voleva essere il segno anche di questa misericordia del Signore sopra la Chiesa,
come era stato detto nella Gaudet Mater Ecclesia di Giovanni XXIII, Luciani lo incarnava semplicemente con il suo essere. Ecco. Ecco, è vero che la facilità con la quale è stato eletto in pochissimo tempo ha raccolto uno dei più grandi consensi che i conclavi ricordano, insomma, nel secolo scorso, e che denotano appunto che la sua figura era molto conosciuta e apprezzata, un episodio che è rimasto un po' così, anche in un certo senso una predestinazione. Lo ricordiamo quando a Venezia Paolo VI in visita gli ha consegnato la stola, in un certo senso, ecco, senza voler dare, ecco, un'interpretazione esagerata, però indubbiamente quello fu un segno, ecco, che noi interpretiamo successivamente, che però dimostra sicuramente la stima che Papa Paolo VI aveva nei confronti di Albino Luciani. Ecco, sicuramente la persona del Papa era conosciuta prima della sua elezione, almeno nel contesto dei vescovi. Vero è che i 33 giorni del suo pontificato lo hanno reso, diciamo così, anche famoso agli occhi di tutta la Chiesa, che è stata scossa, ecco, da questa scoperta di un pastore che, seppur nella brevità della sua elezione, ha dato un'impronta, ha dato un'immagine di novità, di scoperta, e anche in un certo senso anche un orientamento su quello che voleva essere il suo pontificato. In questi pochi giorni, in queste anche poche parole che è riuscito a pronunciare come Papa, cos'è che possiamo raccogliere? Quali sono, diciamo così, tratti significativi che pur nella brevità sono emersi, che segnano di fatto la sua figura e ce la consegnano alla storia? L'unanimità che abbiamo visto espressa da un conclave rapidissimo, il più rapido di tutto il Novecento dei conclavi, e rilevava anche che non era un papa programmato per un determinato progetto politico. Il conclave che elesse il Giovanni Paolo I è stato il primo dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, e quell'elezione voleva significare esattamente la volontà di progredire in quegli orientamenti che Papa Luciani, che Luciani, Albino Luciani, incarnava semplicemente. I cardinali avevano mirato pertanto proprio così alla pastoralità e avevano scelto il pastore. Ecco, non ci fu particolari valutazioni o compromessi sul nome, è stata una scelta naturale. Willebrand esclamò subito dopo: è stato lo Spirito Santo. Sì, in quel momento storico la scelta di Luciani era stata proprio nel segno di un segno divino. Ecco, questa scelta naturale fa molto riflettere e soprattutto ci porta a considerare l'importanza di un apostolo del Concilio, quale è stato Albino Luciani Giovanni Paolo I. Un apostolo a tutto tondo, che si è fatto propter hominem, che ha saputo coniugare nova et vetera con genialità, ma anche risalendo a quello che è la missione della Chiesa, cioè l'annuncio del Vangelo, cioè diffondere il messaggio cristiano in un mondo che era cambiato. I mondi cambiano sempre, ma che doveva essere ascoltato. Ed è questo stato il concilio, no? Il ritornare, ressourcement si dice, perché potesse raggiungere tutti. E Luciani, ecco, in questi suoi 34 giorni di pontificato ha espresso esattamente questa modalità di annunciare, che è la prima missione della Chiesa, di evangelizzare, in questa forma che è quella della semplicità evangelica.
Anche questa è una scelta teologica, perché se noi vediamo spiega tante volte come si deve parlare agli uomini, con quella lievità, con quella leggerezza. Del resto, diceva, Cristo stesso ha detto le più alte verità, conversando semplicemente con gli uomini a tavola, in una forma distesa. E conversare semplicemente con gli uomini è l'arte che appunto dei padri greci, ecco, che chiamavano appunto l'omelia arte di conversare semplicemente con gli uomini. Il 26 agosto, la sera del 26 agosto 1978, il Papa Luciani viene eletto al Soglio di Pietro. Pochi sono gli incontri pubblici che riesce ad avere, tutti ricordano quelle grandi catechesi del mercoledì, le udienze. Velocemente però, ecco, questa luce che si era accesa a Roma si spegne la notte del 29 settembre. Intorno a questo episodio si sono mosse tante interpretazioni, tanti discorsi, spesso segnati da polemiche, da critiche, da illazioni. Lei ha anche curato un'edizione, un libro che raccoglie proprio la cronaca di questa morte. Cosa ha prodotto questo studio, questa raccolta anche di testimonianze, e che conclusioni arriva? Cronaca di una morte che lei ha citato non è la ricostruzione, è il prodotto, il frutto del lavoro di ricerca con metodo storico-critico anche sull'epilogo della vita di Luciani. Quindi è sulla base della documentazione coeva la morte acquisita in ambito processuale e comunque che serve quella che è oggettivamente per avere anche la luce su quello che è stato sia la sua salute che insomma la sua morte improvvisa. Ora non c'è niente che non siano carte e riscontri dei documenti con le deposizioni. E così, ecco, quindi bisogna sempre dire questo, che la storia non si fa con i se o con così è se. Cioè qui il tempo del se così è, se vi pare, di Pirandelliana memoria è finito con l'acquisizione delle carte, non si discute su questo. E non è che sono relazioni importanti, perché sono anche quelle dei medici che hanno eseguito l'autopsia. Bisogna sempre considerare alcune cose, che questa documentazione è stata possibile per un processo, perché i medici sono anche tenuti a seguire il segreto anche dopo la morte di un paziente, no? Ma appunto da qui si vede esattamente come andarono le cose effettivamente e come è morto per una morte improvvisa dovuta a un infarto del miocardio. Non ci sono dubbi su questo, anche se purtroppo devo dire che certa letteratura noir continua, io li chiamo gli irriducibili dell'indocumentabile, però si sa che queste cose hanno il loro sempre fascino, no? Perché pescare nel torbido, ecco, qui purtroppo mi dispiace, io non ho fatto questo per rispondere a chi che sia, non mi interessava, questo era solamente un percorso di studio, di acquisizioni delle fonti, delle carte, e per chiudere, appunto, fare l'epilogo di una vita. Pertanto è tutto materiale assolutamente incontrovertibile, cioè non parliamo di illazioni, di fantasie. Su questo devo dire che proprio dei giornalisti hanno fatto le loro ricchezze, e quindi beati loro, però non so che dire, e così andarono i fatti.
Siamo ormai giunti al termine del nostro percorso, del nostro racconto sulla figura di Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Con Stefania Falasca vogliamo chiedere, ecco, se c'è un ricordo personale che la lega alla figura di Giovanni Paolo I, come mai si è appassionata alla sua figura e si è data da fare anche per tutto questo grande lavoro di ricostruzione, di ricerca e di ricomposizione anche delle fonti, che poi è fluito non solo in pubblicazioni ma anche nel processo di canonizzazione. Io ho iniziato ad occuparmene nel mensile dove lavoravo e poi ho raccolto le testimonianze della sorella di Luciani e poi perché fui chiamata anche perché feci il dottorato di ricerca all'università sugli scritti, in particolare sul Sermo Humilis di Luciani in Illustrissimi, il caso Illustrissimi. Lo feci in ambito della cattedra di letteratura italiana a Tor Vergata, dove mi sono laureata. E ricordo il professore quando gli portai questa ipotesi mi disse: mi devi convincere. Le dissi: guardi che anche ci sono le basi perché lui sia un critico, cioè non è una cosa peregrina leggendolo. Si convinse e feci questo studio. E Luciani non se ne occupava nessuno e questo mi fa impressione, appunto. Altri papi hanno avuto grandi enti, sostegno, ecco. Quindi fui chiamata proprio perché credo non ci fossero moltissimi, ecco, che si occupassero di Luciani. Poi sono diventata postulatore delle cause nel 2004, quindi fui chiamata dallo stesso vescovo, io ricordo Savio, fu lui alla fine dell'inchiesta diocesana di chiedermi se potevo occuparmi nella fase romana di Luciani. Ricordo ancora questo incontro con Savio all'Episcopio di Belluno, sulle finestre che danno sul Piave, e mi disse che aveva letto questa raccolta di testimonianza della sorella e che mi vedeva, insomma, per continuare questo lavoro. E le dissi di sì, chiaramente. Ma poi, insomma, il mio è stato un lavoro storico, scientifico, ecco, quindi attenuto a quelle che sono le regole di riservatezza, ecco, del caso, insomma. Quindi ho lavorato alle carte, all'acquisizione delle carte a Venezia, e tutto quello che era poi anche per la posizio, di redigere la posizio, una posizio che è stata valutata molto positivamente. Abbiamo 5 volumi e quindi questo dossier è molto corposo e molto dettagliato su tutto quello che sono gli aspetti inerenti alla vita e all'opera di Luciani, compreso anche l'elenco di tutti gli scritti. E abbiamo fatto anche un lavoro di acquisizione, di attribuzione degli scritti non firmati di Luciani, cioè degli articoli non firmati. Quindi un lavoro che abbraccia più di 10 anni e di questo, insomma, io appunto dico che andava fatto, e questo grazie è stato possibile, se possiamo oggi davvero parlare di Luciani alla luce delle carte d'archivio, ma anche di tutta questa acquisizione che certamente lo fanno vedere in tutta la sua a 360 gradi la caratura di quest'uomo che è stato e resta uno dei punti di riferimento della Chiesa. Il 4 settembre del 2022 Papa Francesco, lo ricordiamo, beatificherà Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Quanto ha influito la figura del Papa nel percorso della canonizzazione, e ci sono degli aspetti anche del pontificato di Papa Francesco che in un certo senso guardano anche al breve pontificato di Giovanni Paolo I. Quali elementi magari possiamo
mettere in evidenza, collegare tra di loro? Si è parlato di affinità elettive, direi, tra Giovanni Paolo I e Francesco, ma andando a vedere bene, queste affinità elettive sono nel solco del concilio, sono entrambi apostoli del concilio, l'uno come figlio, l'altro come erede, e sono su quelle priorità che dicevo, la manifestazione delle affinità, e per questo si trovano molto vicino. Ora, ricordo che quando ho fatto il dottorato di ricerca in italianistica proprio su Illustrissimi, conoscevo allora il cardinale Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires, e inviai a lui alcune lettere di Illustrissimi che lui non aveva letto, e gli inviai anche alcuni fogli di testimonianze per avere un suo parere per un profilo spirituale di Luciani. E io ricordo che apprezzava molto la questione del linguaggio. Avendo riconosciuto, mi disse, questa originarietà di riferimento in Sant'Agostino. Ecco, e quindi questo lo interessò molto. E appunto fa vedere anche come nella Chiesa c'è una continuità, cioè anche i pontefici vanno avanti in questo senso. E oggi diciamo che l'applicazione del concilio da parte di Francesco la vediamo in quelle priorità. Il primo che ne ha incarnato la forma è stato Luciani, e in questo troviamo delle affinità, sia per quello che riguarda il linguaggio. Credo che Papa Francesco abbia portato all'ennesima potenza ciò che era una prerogativa di Luciani. Luciani è il primo a usare un linguaggio tout court, colloquiale, conversevole, dialogico. È il primo pontefice a farlo sistematicamente, e questo ci ha portato anche a curare un'edizione critica di quei testi per i quali oggi vale il pronunciato, allora no, e noi vediamo che ci sono delle discrepanze enormi tra quello che era scritto e quello che era pronunciato. È il primo che cita, come fosse la cosa più naturale del mondo, autori dialettali. Perché? Perché il dialetto è la lingua della familiarità, si fa vicino parlare in dialetto. Oggi abbiamo visto Francesco che arriva a dei neologismi per poter essere efficace. Quindi non è una concezione del linguaggio fine a se stesso, ma è un linguaggio con una base teologica che è proprio quella di far sì che il messaggio della salvezza possa giungere a tutti. Su questo c'è un'affinità indubbia, ma su questa base teologica e conciliare. Il secondo, l'aspetto della povertà. Sì, Luciani anche questo lo incarnava come forma di sacerdozio, come forma sacerdotale. Lo voleva per se stesso e per la Chiesa. Non per questo vuol dire, ha scritto pagine sulla povertà della Chiesa, la Chiesa povera per i poveri, ma era esattamente mettere in pratica un altro documento post-conciliare. E altro è che quando si parla di Chiesa, diceva sempre Luciani, bisogna entrare nella visione della Chiesa, altrimenti non si fa, non si capisce. E questa era una preoccupazione anche di Paolo VI, che parlava, se no quello che diciamo sono geroglifici. No, bisogna entrare nella dimensione per poter capire anche quando si dice pace, quando si dice povertà, non sono categorie politiche. A me sembra che dopo essere passati 40 anni in più siamo ancora a cercare di capire, ecco, cioè, ad applicare dei contenuti che non sono propri e dei quali ci aveva già messo in guardia lo stesso Luciani.
Altre affinità sono quelle che riguardano la collegialità. L'unico intervento che ha fatto Luciani in Concilio Vaticano II, scritto, è stato sulla collegialità. Erano le premesse per la sinodalità. Ecco, quindi oggi è stato portato avanti questo aspetto. Io seguo la Chiesa, mi ha detto in un'intervista Papa Francesco, proprio sulla ricerca dell'unità. Io seguo la Chiesa. Luciani ha seguito la Chiesa, quello che era appena uscito dal Concilio, risalendo alle fonti, ecco, e alla sua formazione. Ringraziamo Stefania Falasca, vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, per la sua testimonianza e le sue appassionate parole. Qui si conclude questa puntata di Albino Luciani, la forza della semplicità. Ricordo che potete vedere questa e le altre puntate sul sito www.latendatv.it. Un caro saluto a tutti.